Vincenzo Di Monte, segretario regionale Will Trasporti. Perché siete venuti sotto il comune? Perché vorremmo avere certezze sul lavoro di questi lavoratori, sul futuro. Vorremmo avere una piccola garanzia sul futuro di questi lavoratori, che non vengono abbandonati semplicemente così dall'oggi al domani perché l'amministrazione di sua scelta, è una scelta politica, prettamente politica. Ed è quella di decidere che 80 persone non fanno parte di questa tavola. Il nuovo capitolato d'appalto prevede più o meno 425 lavoratori, di cui una decina interinali. Al momento sono circa 400, quindi ne assumerebbero soltanto una decina. Noi chiediamo che tutti i lavoratori che sono in forza da almeno 10 anni in più, di questi sia stilata una lista con la data di inizio servizio e i primi, cioè quelli più anziani, come data di inizio servizio, gli si deve garantire l'assunzione. Oggi avete ottenuto un incontro. Siamo ancora in attesa, pare che ci diceva l'assessore al personale Farris, ma credo che sia il rappresentante del sindaco perché non ha competenze in materia di igiene urbana, visto che se ne occupa l'assessore Zagoni. Insomma, con lui vedremo di spiegare a lui